Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto percorrendo gli emozionanti tornanti in salita della strada provinciale 2 in direzione Erula, perché è proprio dalla sua frazione di Samela che imboccherò la cosiddetta strada del vento, un affascinante tragitto che ci condurrà al paese di Tula passando per l'altopiano La Sarra, sulle cui cime è stato realizzato uno dei parchi eolici più grandi d'Italia, il parco eolico di Saturrina Manna. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme la fascinosa strada del vento. Benvenuti ad Erula, dove il sole si ferma più a lungo, vedete? Un comune di 700 anime che ha raggiunto la sua indipendenza da Petfugas nel 1988. Ora percorriamo la via principale, via nazionale, ci dirigiamo verso la frazione di Samela, perché è proprio da lì che imboccheremo la strada del vento che ci condurrà al parco eolico di Saturrina Manna. Eccola qua la chiesa patronale di Erula, la chiesa del Cuore Immacolato di Maria, guardate che bella. Terre fertili queste, che sono state abitate dall'uomo fin dai tempi del Neolitico. Eccole qua le pale eoliche, guardate, forse sulla cima di questo altopiano verdeggiante. Ecco qua, siamo arrivati alla frazione di Samela. Continuiamo per qualche chilometro e dovremo incontrare il nostro Visio che ci conduce alla strada del vento. Ecco avventurieri, siamo arrivati al bivio per la centrale eolica. Iniziamo questa scalata dell'altopiano che raggiunge quota 700 metri di altitudine, chiamato altopiano La Sarra, le cui cime ovviamente sono costellate da questi grossi generatori dell'Enel. Pensate che su questo altopiano ci sono circa 68 generatori e sono in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di ben 66.000 famiglie, risparmiando l'emissione nell'atmosfera di ben 82.000 tonnellate di anidride carbonica all'anno. L'aria si fa frizzantina, si vede che stiamo salendo di quota. Ecco avventurieri, qui la strada asfaltata termina e inizia il nostro percorso sterrato in direzione Tula.
vedete antincendio che domina l'intera vallata di Erula, bellissima veduta. Noi continuiamo il nostro percorso, vedete qua la vegetazione si fa più fitta. Wow, guardate questo susseguirsi di generatori. La piacciola di sosta, facciamo una sosta, poi andiamo a vedere le sorgenti. Ecco avventurieri, ora ci troviamo qui nell'area di sosta che è stata creata tra questi grossi generatori eolici. Pensate che ognuno di questi generatori in pochi mesi di vita è in grado di produrre l'energia necessaria per la loro realizzazione, la loro manutenzione e il loro smaltimento. Quindi un impatto ambientale piuttosto ridotto se si considera che la loro vita utile è di ben 20-25 anni e sono in grado di produrre quindi un'energia 80 volte superiore a quella che è stata utilizzata per realizzarli. Ai miei occhi queste opere dell'ingegneria umana realizzate sulla cima di questo solingo altopiano, secondo parametri di landform, contribuiscono ad arricchirne il suo fascino. Bene avventurieri, ora andiamo a scoprire queste tre fontane su Castenalzu, Satoa, Satrianiedda. Tra l'altro c'è un'area wifi, scopriamo un po' di cosa si tratta. Eccola qua, questa è l'area wifi, qui c'è una fontana. Qui c'è un'altra fonte, vedete, facciamo una sosta veloce. Questa è una fonte e c'è anche l'area picnic. Ora andiamo a vedere la terza. Eccola qua, dovrebbe essere proprio questa la sorgente. Ora ci ricolleghiamo alla strada principale e continuiamo il nostro percorso sulla strada del vento verso Tula. Ecco, questa è la centrale di Saturrina Manna.
vedete, qui ovviamente confluisce tutta l'energia prodotta dalle pale e viene immessa nella rete. Ecco, qua ci sono due possibilità. Una strada consente di scendere per Tula per un percorso più impervio e dà una visuale sul Coghinas, vedete, in particolare sterrata. L'altra invece fa un giro più lungo e dà una visuale sulla piana Ottierese. Poiché costeggerò il lago Coghinas percorrendo la SP2 in direzione Sassia, ora percorrerò questa più agevole che ci consente una visuale sulla piana Ottierese, Ostieri Ghirifani. C'è un panorama davvero suggestivo in questo altopiano, tecnologia e natura convivono in questo ampio spazio verde. Wow, guardate che panorama! Tutte le fertili pianure ottieresi. Ci sono altre deviazioni qua ovviamente che conducono ai vari generatori. Qua la veduta si apre verso la vallata di Ozieri, vedete? È uno spettacolo. Che dire, questa strada del vento è davvero favolosa, un percorso che affascina. Questo tratto mi ricorda un po' la strada del Monte Acuto che scende dai piedi dell'Imbara verso Vertida. Siamo arrivati a Tula, riconosciuto il campanile della chiesa di Sant'Elena Imperatrice. Guardate che bella. Qua siamo di nuovo nell'area comunale di Tula e procediamo in direzione Erula. Risaliamo quindi per la SP2 che costeggia il lago Coghinas. Oggi andremo a percorrere la Rivierasca per poi risalire da Sassia, frazione di Tula. Ecco, qui c'è la deviazione che conduce al lago Coghinas attraverso la Rivierasca. Percorriamo questa fantastica strada che è alquanto stretta ma veramente scenografica. È la prima volta che la faccio anche io da questo lato, quindi vi ricordo che percorrendo la strada del vento da Erula in direzione Tula, ora siamo sulla Rivierasca del lago Coghinas. Una strada veramente caratteristica anche questa, guardate che panorama suggestivo. Proviamo ad addentrarci in quest'altro sentiero, visto che conduce ad una piazzola. C'è semplicemente una struttura abbandonata che non so a cosa servisse. Ora proviamo a salire, così vediamo il panorama dall'alto. Proviamo a risalire questa scalinata e vediamo cosa è rimasto in questa struttura. Facciamo un po' di urbex, mi mancava anche questo. Guardate la veduta sul Coghinas, mamma mia, qui l'incuria regna sovrana, è tutto spaccato. Un disastro. Sono dei vecchi banconi, no, una sorta di bancone de bar.
una struttura piuttosto ampia. Eh sì, sarà stato sicuramente un bar. C'è ancora il frigo dell'antica gelateria del corso. Saliamo sulla terrazza. Ecco qua. Guardate, da qui c'è una bellissima veduta sul Coghinas. Era un luogo veramente suggestivo, peccato sia finito in rovina. Bene avventurieri, anche questa paesaggistica motoavventura che dalla strada del vento ci ha condotti in questa quiete idilliaca del lago Coghinas volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, un vostro commento al riguardo, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!